Allora, partita strana sì, loro purtroppo oggi per problemi organizzativi, parlavo con il presidente Giuseppe Pucci, sono presenti al campo 7 persone, cioè a noi, cioè, trovando uno squadrone del genere ci ha fatto piacere perché poi alla fine abbiamo potuto fraseggiare di dietro, tenere palla, però ecco la grandezza del Cottono si è dimostrata stasera. 7 uomini in campo ti fanno tremare fino all'ultimo secondo, comunque chiedevo all'arbitro la fine della partita il prima possibile perché comunque loro sono una grande squadra, proprio per mentalità, allora io dico questo, non lo dico perché ho vinto, l'avrei detto anche se perdevo, lo dico oggi perché è la prima volta che incontro loro, ma allora il Cotton Club possono dirgli quello che vi pare, ma non è leccheniria nei confronti loro perché poi alla fine ci siamo salutati, non c'è nessun rapporto con loro. Posso dirgli quello che gli pare, ma secondo me è la squadra dove tutti noi dobbiamo imparare per la voglia che ci mettono in campo, ex professionisti, gente che viene al campo col veleno. Per me loro sono un esempio da seguire per tutti noi, ma non lo dico perché ho vinto, ripeto, sembra che mo sto a fare lo splendido e non è così, vi assicuro. E noi oggi ci è andata bene, ci portiamo a casa questi 3 punti, sono importantissimi per la nostra squadra, non abbiamo fatto niente, il campionato è lungo, noi abbiamo adesso 2 recuperi importantissimi contro il Peperino e Steaua, speriamo ecco, di fare il risultato, l'unico risultato pesante è stato quello con il Bacci, che però chi ha visto la partita, ripeto, Molon è stato il migliore in campo, a detta di tutti, quindi noi l'importante è la nostra identità di gioco, la portiamo sempre al campo, la voglia c'è, i ragazzi vengono sempre, oggi fino all'ultimo sono 2 ragazzi fortunati, mi si sono presentati qui a sorpresa al campo, mi hanno detto che non c'erano, sono Celiani e San Marco, però abbraccio veramente tutti quanti, tutti i ragazzi perché siamo una grande famiglia e spero che fino alla fine dell'anno sia così. Allora, sì, è vero, ci sono 2 partite, ma secondo me bisogna stare con i piedi per terra, perché non è che se facciamo ipoteticamente 6 punti, ma comunque andiamo a incontrare 2 grosse squadre, sia lo Steaua che a mio avviso, ho visto qualche integrale loro, non meritano la posizione di classifica, perlomeno meritano qualche punto in più. Peperino, vabbè, il mister D'Amora non lo scopro io, quindi grossa squadra. Noi dobbiamo stare con i piedi per terra perché noi intanto dobbiamo acquisire la mentalità da Serie A e stasera, nonostante la vittoria, non l'abbiamo dimostrato perché comunque contro di loro che erano in 7 abbiamo sofferto. Quindi è una squadra pronta per la categoria, intelligente, esperta, mette la partita in ghiaccio sul 2-0, non si gioca più e noi siamo riusciti a farli rientrare anche sul 3-1 un'altra volta in partita. Dobbiamo crescere a livello secondo me di mentalità, stare più tranquilli in campo, a volte ci impanichiamo un po' troppo, io cerco di diffondere tranquillità, ma evidentemente la colpa è solamente mia, non riesco a diffonderla così abbastanza. E niente, noi dobbiamo proseguire con piede a terra partita dopo partita senza fare i fenomeni e senza crearci dei castelli che non esistono.